Cara Lidia, o ci convochi, altrimenti ci arrabbiamo. Da semplice cronista di provincia, a cui il voyeurismo non si addice, in sintesi è questo il messaggio lanciato nel lettere manzanese da parte dei sindaci di San Giovanni a Natisone, Franco Costantini, e dell'omologo di Chiopri Sbiscone, Carlo Schiff, nei confronti della prima cittadina di Manzano, Lidia Driutti, rea di aver fatto i conti senza l'oste. Il caso Sbelli in questione è relativo all'accordo stipulato nelle settimane scorse tra la capitale della Sedia e i comuni di Gorizia e Tarvisio per promuovere la zona franca urbana, un nuovo sistema utile alle imprese per far ripartire l'economia del territorio. A mandar su tutte le furie Costantini e Schiff è stato il fatto che il sindaco di Manzano non ha interpellato i due colleghi per fare azione comune e dare maggior spinta alla fattibilità del progetto. In tempi come questi, dove la crisi del settore ha ridotto all'osso l'economia locale, facendo tabula rasa delle moltissime aziende artigiane presenti, fiore all'occhiello del tempo che fu, il concetto non solo teorico di fare squadra è il minimo richiesto. Ci si augura che l'autogol messo in pratica dal sindaco di Manzano sia frutto di distrazione e non certo di altri interessi superiori alle vere esigenze del territorio. Intanto il Cerino ha già innescato l'incendio, provocando l'ira funesta dei vicini di casa. C'è da capire chi sarà il pompiere salvatore della patria. Una cosa è certa, come diceva il buon Corrado, non finisce qui. Manuela Botteghi, ci può spiegare il progetto? Il progetto è in fondo molto semplice ed è quello di spiegare e aiutare i cittadini a far valere i propri diritti nell'ambito sociale e sociosanitario. Nasce da due constatazioni, dall'aumento dei bisogni della popolazione in questo settore e dalla nostra necessità di saperne di più per trasmettere al meglio le informazioni all'utenza. Cosa vuol dire dare un servizio a chilometro zero? Dare un servizio a chilometro zero vuol dire avvicinare il più possibile i servizi ai cittadini e la nostra rete capillare sul territorio è una risposta, direi, a chilometro zero. Aperto a tutti i cittadini? È aperto certamente a tutti i cittadini e in modo gratuito, è bene ricordarlo, come tutte le attività del patronato, che non si limitano all'ambito socio-assistenziale ma ricoprono tutto il ventaglio delle prestazioni, anche quelle previdenziali, quindi domande di pensioni, estratti conto, quelle infortunistiche, tutela degli infortuni e malattie professionali e ogni esigenza di segretariato sociale che i cittadini possono avere.